Grande Olindo Filippi, Olindo! Pronto? Eccomi qua. Eccolo. Allora, volevo così intervenire su Sì. una cosa molto Sì. importante. Sì. Allora, innanzitutto sono andato su Wikipedia Sì? a guardare Castaldo, perché Castaldo era mezzo matto. Che tipo di, diciamo, ruolo aveva, insomma così, per Santa Lucia? Allora, Illuminaci, vai, per illuminaci. Santa Lucia è portatrice di luce, Sì. è protettrice di tutto quello che concerne gli oci. Sì. Passa col suo carretto carico di giochi, Sì. di dolci che consegna con l'aiuto del fedele cocchiere Castaldo. Castaldo. E tutti i bambini, a tutti i bambini buoni, capito? In cambio, Sì. o Sì. infamia, prepara una tassa di caffè Sì. per la santa, che altrimenti poverina si indormensa. No, sapevo un po' Carote diverso fieno per l'asinello, Sì. perché sennò insomma poveretto. carote, insomma, dopo fieno, bisogna non è- che maia, perché sennò lui poveretto e se inciccionisse. Ecco. E latte e biscotti e un tosto di pane Sì. per il buon Castaldo. Ah, Che alla fine, che la mattina, quando arriva mattina, è già una colite che bisogna, cori, e bisogna fare il cesso, con tutto quel latte che beve. Non un po' più romantico, Olindo. Vabbè. Specialmente se il latte è de boio che fa la pelle. E quando il latte è de boio che fa la pelle, come te il butti su, bisogna andare sul water. No, vabbè, adesso. Subito. No. Questo tanto vi dovevo, tanto Vabbè, vi dovevo. sì. Sono andato in cerca, quindi Grazie. Castaldo, la storia le queda lì. Castaldo, poi in quattro. No, due. Sei quattro. Gli Non altri è uno no. schema anche Gli altri quello, che l'arriva col 4-4-2. perché Sì, uno che dà è una mano a prefisso. portare i regali. Castaldo le porta fin su casa, intanto il Maia, arriva l'asinello e nella svicola via, la molla li regali, ciao, Meneghina, poi c'è saputo da me. Dammi quel che ti ho chiesto. E se no però non te che dai quel che ti ha chiesto. La mattina il butteletto si incassa. Impressiona sempre di più questo Hellas, giusto? Ma guarda, ci pensavo proprio stamattina finché ero dritta a melongia del Miolin. La Miolina del pieno. È un Verona che esprime veramente grandi trame di gioco, un gioco mauro Sì. e bello da vedere. Che c'hai, Davide? Mi è venuto da ridere così perché pensavo all'ongia della Miolina del pieno. Sì, appunto. Perché sennò la tetaia, il deo di fianco, tu capite? Quello è vero, specie dopo con le scarpe a calcetto che la adesso dà non si gioca fastidio. più. Sì. Non te puoi neanche cavarti via la scarpa del piede. No, Magari si meso la gente, te cavi la scarpa del piede. No, ma È non anche c'è- brutto vedere. c'è- Ma parliamo di calcio. Perché anche il mercato... Le come a verghe, Sì. le fregole dentro la canottiera. Mamma mia, che fastidio! Magari le fregole della schiacciatina che uno ti ha buttato per fare simpatico, no? Sì. Sakai è un tesoretto da tenersi stretti, insomma, Certo. però di non commettere, come si dice in termini tecnici, la cassata, di darlo via a pochi schei. Vuol dire tra insomma, i procuratori sportivi, Sì. fateli purgare. sì. Le società vanno purgate, vanno insomma mantenute lì sul chi va là, Sì. come si dice in gergo tecnico, col fuoco da calcolo, no? Ecco, sì, sempre un gergo tecnico, chiarissimo. Dire sì, te lo do, sì. no, non te lo do, magari penso, ma sa femo, sa non femo. Sentiamo l'ascoltatore cosa vuole chiedere. Pronto, buonasera. Pronto? Ah, pronto, buongiorno. Sì, buonasera magari. Buonasera. Buongiorno, buonasera, scusi. Scusi, ma sono un po' emozionato, Sì. è la prima volta che mi capita di parlare con Radio Birichine. No, Senti, va, no, quella... io mi chiamo Iccio. Sì. Iccio. Settini e chiamo Iccio da... Settini. Settini. E chiamo da San Giorgio che ne poltrone. Sì, Siamo nati Sì. qua, infatti quando siamo nati diciamo che t'ha cagato. sì. Devo dire solo una cosa su Zaccagni che Ecco, secondo sì. me, insomma, se una società ti offre qualcosa, Sì. un po' di soldini, secondo me vale la pena prenderli, perché il Verona è una società che ci può permettere insomma, di fare cose in bilancio e secondo me finché ci sono è meglio prenderli e va mo', che poi magari il ragazzo che ne so, vuoi una sfighi che cosa, poi non lo rivendi più. A me- Quindi io ce lo darei in Sì. più che tanto, guarda, in più che Vabbè. tanto. Lei è proprio sicuro di non aver mai chiamato, di non avere a che fare con la presidenza dell'Hellas? Scusi, È la lei... prima volta che chiamo a Radio Sì. Canaia, quindi No, va bene. Va bene, grazie Iccio Settini, scusi Grazie. ma... Sì. Devo dire solamente che anch'io sono d'accordo, magari questo qua insomma la vede dalla parte della società ampia, una visione ampia, e dice insomma finché ne dai skate, tanto tiro su skate. Vabbè. Ecco. secondo me mi hanno cuccato.